se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace. Su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione, diciamo, sulla nostra zona. Se lo fai, ti ringrazio, ciao, e grazie ancora che siete sempre, diciamo, con noi. Ciao. È una giornata storica per Venezia, Chioggia, Pellestrina e tutta la laguna. Il Mose funziona anche con il mare agitato. Lo certificano le prove pratiche di questa mattina, quando l'intera area era a serio rischio di acqua alta. La commissaria Spitz e la provveditrice Zincone all'alba hanno dato mandato alle capitanerie di porto di interdire la navigazione allo scopo di sollevare le paratoie, che nel giro di un paio d'ore si sono alzate per intero alle bocche di Sottomarina, Malamocco e Lido Treporti. Risultato: mentre il livello della marea saliva alle dighe, complici anche l'attenuazione del vento e della pioggia, questa non entrava in laguna. Le previsioni dell'ISPRA parlavano di 127 cm di picco a Chioggia alle 12:10 e di 134 cm a Venezia per le 12:30. Invece la soglia si è arrestata a 66 cm per quanto riguarda la città della Laguna Sud e a 70 nel capoluogo. È rimasta all'asciutto anche piazza San Marco, che è la prima zona di Venezia ad andare sotto. Questo mentre alla diga di Sottomarina la rilevazione dice 123 cm e a quella del Lido 126, ma soprattutto tra le 9 e le 9:05 di stamane la quota al porto è diminuita istantaneamente di 5 cm per effetto dell'innalzamento delle barriere mobili. Ora bisognerà risolvere tutti gli altri interrogativi, dalla governance affidata alla neonata autorità per la laguna, lunedì l'approvazione del decreto agosto che le istituisce, alla manutenzione, ma l'importanza storica della giornata odierna, durante la prova effettiva con il mare mosso, è fuori discussione ed è paragonabile agli effetti cinquecenteschi delle deviazioni ai foci dei fiumi decise dalla Repubblica Serenissima. Si aspetta alla magistratura punire chi ha lucrato sui cantieri e alla scienza rilevare le modificazioni ambientali inferte all'ecosistema. Oggi è solo il giorno della soddisfazione e dei ringraziamenti a quanti, dai governi alle amministrazioni locali, soprattutto agli ingegneri e alle maestranze del Consorzio Venezia Nuova, hanno fatto in modo che presto l'acqua alta in laguna diventerà solo un ricordo. Buone notizie per i frequentatori dell'area riservata alla ricreazione dei cani nel parco di via Niccolò Zeno a Sottomarina. L'attivista Laura Doria riferisce che il comune ha soddisfatto le richieste di questi cittadini, togliendo il telo frangivento alla recinzione che divide il giardino pubblico dall'area per i cani. Si respira aria nuova, dice Doria, dal momento che è stata eliminata la sensazione di ghetto, con il miglioramento sia estetico che funzionale. L'ente ha provveduto a sistemare anche il meccanismo di chiusura del cancello e tolto tutti i calcinacci presenti nella zona dell'ingresso al parco. Novità anche per l'analoga area a quattro zampe al Parco dell'Isola dell'Unione, dove sono finalmente state collocate 2 panchine. Rimane ora da sperare, conclude Laura Doria, che vengano eliminate le barriere architettoniche in entrambi i contesti. Ancora oggi, nonostante le richieste avanzate e le norme vigenti, non vi è questa sensazione da parte dell'Ufficio dei Lavori Pubblici. A distanza di 11 anni dalle performance televisive di Enrico Nordio, 2 musicisti chioggiotti stanno per accedere alla corte di X Factor. Il programma di Sky accoglie infatti i Wendy, duo che vede protagonisti Federico Garbin e Riccardo Trevisan, i quali si sono prodotti in una brillante versione di Madame, brano lanciato da Renato Zero nel 1977. L'esibizione negli studi milanesi ha convinto i 4 giurati, ovvero Mica, Manuel Agnelli, Emma Marrone e il rapper El Raton, che hanno premiato i Wendy con 4 sì convinti. Il primo passaggio è stato quindi compiuto e ieri sera il provino di Federico e Riccardo è andato in onda anche in chiaro sul canale 8.
Siamo arrivati là abbastanza normalmente, dichiarano i Wendy, facendo i casting e passandoli. Per l'audizione ci è stato chiesto un solo brano, ancora non sappiamo quando saranno i nostri bootcamp, ma verso 15 giorni. Il duo già da oltre un anno sta rilasciando nella rete i propri video, siglati da Cristiano Carugatti e girati spesso nell'ambiente di Chioggia, di Sottomarina e delle frazioni, a corredo di brani pop dalla pronta presa, che hanno valso ai Wendy anche la premiere nel sito di Repubblica, oltre alla promozione da parte dell'etichetta indipendente Dischi Sotterranei. Rimane con i piedi per terra l'Union Clodiense dopo la vittoria in casa del Chiarlin Smuzzane per il primo impegno ufficiale interno oggi dalle ore 15 allo stadio Ballarin nell'anticipo di campionato contro il Chions. Sarà indisponibile il centravanti Brian Joe per stiramento occorso durante il match contro gli arancioblu. Mancherà anche Marco Djuric, ma per un motivo bellissimo. A Pesaro la sua Elena infatti ha dato ieri alla luce la loro primogenita Giada. Non dobbiamo guardare le assenze, spiega il tecnico Granata, perché la rosa consente ampie possibilità e quindi non cerchiamo giustificazioni. Ieri mattina abbiamo rivisto gli schemi sulle palle inattive e i giocatori si sono prodotti nei test di rapidità con il professor Dario Penzo. Il Chions, conclude Vittadello, è una squadra scorbuttica che verrà a cercare punti, noi dovremo essere più bravi. Per quanto riguarda i gialloblu friulani, allenati dall'ex udinese nazionale Fabio Rossitto, all'esordio hanno pareggiato su rigore in casa contro l'Union San Giorgio Sedico. Il capitano Filippini e la punta Urbanetto sono i giocatori di spicco. Arbitrerà Carlo Virgilio della sezione AIA di Agrigento. L'ingresso allo stadio Ballarin è consentito solo ad un massimo di 400 spettatori, di cui 60 ospiti, con mascherina e autocertificazione, scaricabile dal sito della società lagunare. Il progetto Laguna Pulita e Davimar organizzano per domenica mattina 4 ottobre un'iniziativa ecologica a Saccatoro, dove a partire dalle 8:30 i volontari sono chiamati a raccogliere i rifiuti plastici, partendo da Marina di Brondolo. Al termine della fatica rinfresco con i prodotti di Fish and Beer derivati dalla pesca ecosostenibile e distribuzione di gadget firmati MSC. Per adesioni contattare il progetto Laguna Pulita al numero 393 3368 070. A ritrovo collabora anche Veritas che fornirà guanti e sacchetti per la raccolta.